Buongiorno a tutti, 12:03, domenica 26 luglio, staremo insieme fino alle 13 circa, insomma la nostra consueta finestra per parlare dell'attualità, per parlare con i nostri ospiti. Stavo dicendo ben alzati perché magari la domenica si spera che qualcuno possa riposarsi di più, spero allora che ad alcuni di voi dire ben alzati sia, diciamo, adatto alla situazione, altrimenti per gli altri buona domenica ovviamente. Cerchiamo di darvi un po' di notizie, diciamo, dell'ultima ora o comunque di oggi, ma anche insomma commentare quello che è successo nelle scorse ore. Intanto di nuovo c'è certamente il bollettino dell'azienda Zero, bollettino che diciamo si ferma, fa la fotografia alle 8 di questa mattina di domenica 26 luglio, lo vediamo insieme, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti numerici e ovviamente dobbiamo andare a vedere subito il dato relativo ai nuovi casi positivi. Ecco, cerco di allargare un po' l'immagine e il numero è questo, il totale dei casi positivi è 18 nella regione Veneto, lo vedete qui, di cui ben 14 relativi a Padova e poi 2 a Venezia e 1, c'è scritto assegnazione in corso nella scheda, che significa che si sta cercando di capire esattamente dove risiede, insomma da dove viene, ecco, il caso positivo. 18 casi positivi, dicevo, gli altri dati che ci interessano sono questi qui in basso, cioè per capire la differenza nei ricoveri, cioè quali sono stati i ricoveri in più o in meno da ieri sera. C'è un ricovero in più in area non critica, questo uno è diciamo sulla riga di Padova ed è anche l'unico ricovero in più in terapia non intensiva in Veneto, mentre è 0, quindi nessuna variazione per quello che riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva ed è 0 anche, lo vedete qui in basso a destra, il dato dei decessi, quindi insomma è un po' confermata questa tendenza, cioè è vero aumentano anche in maniera in certi casi consistente i positivi, però essendo calata l'età media, io ho capito così questa interpretazione che do e che mi pare di aver colto, l'età media da un lato purtroppo, dall'altro per fortuna si è abbassata da 60 a circa 40 anni e quindi sono molto più gli asintomatici perché per fortuna con l'età media più bassa i casi gravi sono pochi ed è il motivo per cui non aumentano più di tanto i ricoveri, specialmente quelli in terapia intensiva. Questo è l'ultimo dato, diciamo così. Diamo il benvenuto al nostro ospite, in studio con noi c'è Paolo Bordignon, buongiorno Sindaco di Rosà, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli spettatori. Adesso svelo un retroscena, cioè, ci siamo visti qui poco fa in redazione, mi ha detto la domenica mattina vado al bar, ovviamente Sindaco lei non va al bar solo per prendersi l'aperitivo, ma credo sia anzi una cosa bella sapere che il Sindaco insomma, nel fine settimana cerca anche di frequentare così i luoghi della collettività per fare 2 chiacchiere, per avere qualche informazione sul territorio. Cosa c'è di meglio per un sindaco avere informazioni dei suoi cittadini? Ecco, non credo di aver svelato nulla di compromettente. Faccia parte del ruolo del sindaco quello di essere a contatto con i cittadini e soprattutto il contatto umano, quello di trovarsi al bar magari a prendere un caffè ed ascoltare anche la gente sulle difficoltà che ci sono, sui vari problemi, perché questo è il punto migliore per capire insomma, i problemi del paese. Che magari gli altri giorni non c'è tempo insomma, di fare questo ovviamente. Purtroppo io tra l'altro lavoro, per cui capite che la giornata è già piena di per sé fino a tardi in comune, ma naturalmente credo che il contatto umano, soprattutto la domenica con più tranquillità, è anche un modo migliore per capire nel miglior dei modi le difficoltà soprattutto e ascoltare la gente che è l'aspetto principale, quello che spesso i politici non fanno. Non c'è dubbio, è proprio certamente positivo. E ecco, quindi insomma, adesso che ha il polso un po' della situazione, a Rosà ci dà qualche priorità per queste ore o per le prossime ore, insomma, su che fronte è impegnato e se magari stamattina ha raccolto qualche informazione interessante. Beh, fortunatamente abbiamo passato questo momento di crisi col coronavirus e qua devo ringraziare le associazioni che hanno collaborato con l'amministrazione comunale. L'abbiamo fatto in maniera puntuale, cercando di non dare contributi a pioggia, ma individuare le persone e le famiglie che avevano bisogno e continuiamo su questa strada. Dopodiché, passato questo è il periodo peggiore dal punto di vista di un sindaco, perché dobbiamo far ripartire tutte le attività, vale a dire le attività sportive, le associazioni, ma soprattutto la scuola, che è un punto in questo momento più caldo e che ci impegna moltissimo.
Ecco, facciamo un po' un commento adesso più generale, più veneto sul Covid. Allora, intanto colgo l'occasione per ricordarvi già, per segnalarvi, darvi questa notizia, che domani alle 12:30 il Presidente Zaia farà una conferenza stampa a Marghera, dove l'ha fatta per, adesso non ricordo la cifra precisa, ma circa 120 giorni consecutivi, quindi sede regionale della Protezione Civile a Marghera alle 12:30, prima sarà a Treviso per un'inaugurazione di un'ala dell'ospedale, cittadella sanitaria, e appunto 12:30 ovviamente ci saremo anche noi, diretta qui su Rete Veneta per sentire quali saranno le novità appunto legate sicuramente all'emergenza coronavirus che ci darà il Presidente Zaia. Facciamo un po' un riassunto, così poi lo commentiamo anche col Sindaco. Andiamo a sentire Luca Zaia, così un pezzo, un estratto veloce di una sua intervista, un minuto, poco più di un minuto, in cui fa un po' il punto della situazione del Covid-19 e dà anche un po' le priorità per i prossimi giorni. Sentiamo e poi lo commentiamo in studio. E siamo davanti a un nuovo fenomeno che è quello del virus che arriva ovviamente dall'estero. Abbiamo già avuto focolai da Serbia, da Croazia, dai paesi africani e anche dalla Romania. È fondamentale ovviamente governare anche questi flussi. Ovviamente dovremo trovare un punto di equilibrio anche rispetto alle imprese. Presidente, ci vorrebbe l'esercito sui confini? Io penso che ci vorrebbe un'Europa che stabilisca che c'è uno Schengen anche di natura sanitaria e quindi ci vogliono controlli e in maniera tale che poi non ci siano problemi di circolazione del virus da paesi dove magari c'è stato poco governo del virus rispetto a paesi come il nostro dove ovviamente la sanità ha funzionato. Lei dice comunque noi siamo pronti, dovesse esserci una ricaduta. Ma noi presenteremo il piano di sanità pubblica, del resto non potremo fare altrimenti, non è che possiamo attendere che arrivi il virus e poi dire adesso cosa facciamo. Lo vogliamo fare questa volta pubblicamente, presentarlo alla cittadinanza, in maniera tale che tutti sappiano con una data ferma che sarà verso fine luglio di cosa si sta parlando, in maniera tale che poi arriverà ottobre, novembre, dicembre e qualcuno potrà dire guardate che è di luglio questo piano, che non ci siano i soliti dibattiti su chi l'ha fatto, come l'ha fatto, io non sapevo, robe del genere. Comunque io spero che il piano non serva e sia semplicemente un aspetto prudenziale e di tutela. Piano sanitario quindi in via di definizione per quello che riguarda la Regione Veneto e questo aspetto legato agli stranieri, così chiedo anche al Sindaco Bordignon, anche lei è preoccupata, insomma, qual è un po' anche la situazione a Rosà di persone che arrivano magari da altri paesi dove i contagi ancora sono in aumento, cioè è una situazione che state monitorando? Vabbè, abbiamo visto dai dati che la situazione è sotto controllo. I casi che si sono verificati sono tutte persone da ritorno da paesi dell'est, soprattutto la Romania che sta vivendo un momento particolare. Per cui c'è un monitoraggio completo, giustamente il Presidente, il Governatore ha detto un controllo da parte dell'Europa sarebbe opportuno, soprattutto dall'aspetto sanitario, non solo dall'aspetto economico, siamo controllati da tutte le parti. Questo perché c'è un ritorno di persone che escono anche in auto e ritornano e non sono in quarantena, per cui è un'ulteriore difficoltà che vengono immesse nel nostro territorio veneto. Il piano che sta dicendo il Governatore è un piano che andrà a organizzare la sanità per quanto riguarda il futuro, si prevede a ottobre-novembre sia una ripartenza, speriamo di no, però è impossibile ora farci trovare impreparati come eravamo prima, insomma abbiamo passato un periodo veramente delicato, non dobbiamo farci pensare a trovare impreparati ancora. Credo che sia importante in questo momento mettere delle regole, soprattutto delle regole ferree, soprattutto per le movida alla sera, che dobbiamo stare molto attenti, ma soprattutto anche chi dia ritorno. Adesso ci saranno delle imprese che chiuderanno nelle ferie, naturalmente ci sarà un ritorno verso i paesi dell'est a casa di chi abita qui in Italia e questo è un aspetto importante che sarà poi un aspetto che potrebbe mandare in crisi anche altre aziende. Anche a Rosà ci sono casi da tenere sotto controllo? No, fortunatamente a Rosà in questo momento siamo abbastanza tranquilli. No, dicevo se anche voi avete delle imprese che potrebbero essere in questa situazione, cioè che il personale che tornerà a casa, insomma, pensa di monitorare la situazione nei prossimi mesi. Ma anche qui, io lavoro anche nel mondo privato, è difficile imporre dove andare, cosa fare, perché va a ledere un po' quello che è la libertà privata. Però delle regole particolari, dei contratti, delle prese di posizione anche da parte dei sindacati stessi, perché all'interno dell'azienda tutti gli accordi passano per l'aspetto sindacale. Cioè quello di far rispettare veramente l'aspetto sanitario credo deve essere la prima cosa non solo dell'azienda ma dei sindacati stessi per il bene di tutti, insomma.
Certo. È ripartito quasi tutto da lei, Sindaco, le attività economiche, produttive? Insomma. Le attività economiche, grazie a Dio, hanno avuto un grosso rallentamento, ma non si sono mai fermate. Grazie a Dio abbiamo una crisi un po' particolare nell'automotive, che purtroppo abbiamo delle aziende importanti che stanno sono un po' rallentate, ma sono in grado, soprattutto perché ben strutturate, di ripartire. La mia paura, l'ho sempre detto, è quello che sarà il settembre-ottobre, perché ad oggi c'è stato un rallentamento dovuto anche dagli ordini che avevano in portafoglio le aziende. Da oggi in poi però vedo che c'è un po' di crisi nel recepire gli ordini, per cui vedremo come affrontare settembre-ottobre, perché secondo me il problema importante è quello di affrontare settembre-ottobre. Guardi, io contesto in maniera forte quelli di contributi a pioggia e contributi a fondo perduto, perché sono un palliativo. Secondo me lo Stato dovrebbe avere un programma anche di indebitamento, ma mirato, di far ripartire l'economia, far lavorare la gente e le imprese, perché solo così ne veniamo fuori. Sono le 12:14, adesso ci fermiamo per un attimo, poi teniamo ancora un po' il Sindaco con noi, perché fra poco, quando rientriamo dalla pausa, volevo farvi sentire invece il professor Crisanti, che ieri sera era a Asiago con il professor Galli, altro luminare che lavora a Milano, e che hanno incontrato, insomma, turisti, cittadini ad Asiago. Poi stasera vi faremo vedere proprio nel dettaglio tutto quello che è accaduto, però un estratto di quello che ha detto il professor Crisanti volevo che lo sentissimo insieme, così lo commentiamo anche con il sindaco Paolo Bordignon, il sindaco di Rosà, che è qui con noi. Quindi breve pausa, poi torniamo con Crisanti. Eccoci tornati in studio, Focus, siamo insieme dalle 12, rimarremo insieme fin circa alle 13 di questa domenica 26 luglio. Con noi c'è il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, che risaluto e ringrazio. Vi abbiamo mostrato i dati dell'azienda Zero, un po' riassumendo: ci sono quindi 19 casi positivi nelle ultime 24 ore, non ci sono decessi, il numero, diciamo, positivo è che c'è un deciso calo dei soggetti in isolamento fiduciario, quindi in quarantena, che passano dai 2.764 di ieri ai 2.717 di oggi, quindi circa una cinquantina in meno, e questo dovrebbe essere un dato positivo, direi. Vi avevo promesso che sentivamo la voce del professor Andrea Crisanti, che è il direttore di microbiologia dell'Università di Padova. Ieri era ad Asiago, ieri sera è andato per noi il nostro Mirko Cavallin, poi stasera un bel servizio con tutti i dati e quello che ha detto insieme al professor Galli, altro diciamo scienziato che lavora a Milano. Ho estratto così un passaggio di Andrea Crisanti, lo sentiamo insieme allora. In questo colloquio il coronavirus non obbedisce a indicazioni politiche, ma ha una sua logica, e la sua logica è quella di trasmettersi da una persona all'altra. Quindi è chiaro che questo virus rimarrà e fino a che non troveremo o un vaccino o una terapia. Il problema è che rimarrà, ma non necessariamente potrà produrre un'epidemia come quella che abbiamo vissuto precedentemente. Quindi ci sarà una situazione di equilibrio che sarà dettata da una parte dal virus che si trasmette e crea nuovi focolai, e dall'altra parte dalla nostra capacità di identificare questi focolai e circoscriverli e spegnerli il prima possibile. Se questa nostra capacità in qualche modo viene meno o si satura, è chiaro che l'epidemia riparte, e quell'equilibrio si basa tutto su questa dinamica. Ecco, quindi un discorso, quello del professor Crisanti, che dice: attenzione, il virus non è sparito, non è che perché il governo o chi altro decide che siamo a posto il virus obbedisce e sparisce. Quindi il distanziamento, l'igiene, insomma tutte regole, la mascherina soprattutto, che devono rimanere. È d'accordo anche lei, sindaco, su questa attenzione che dobbiamo avere? Sono perfettamente d'accordo, ha aperto dicendo il virus non fa politica, questo è vero, perché molto spesso l'hanno usato per far politica. Credo che in Veneto il governatore abbia affrontato in maniera egregia, con caparbietà e serietà, affidandosi appunto dei luminari su questo aspetto. Credo che in questo momento è importante, come ha detto, cercare di capire dove proviene, dove parte. Questo riguarda tutta una serie di protocolli che devono fare anche le attività all'interno dei comuni. Faccio un esempio: se c'è una manifestazione bisogna che all'ingresso ci sia fatto dei protocolli di chi sono le persone che sono rimaste a contatto e quant'altro. Questo
giusto per garantire poi la possibilità di andare a ritroso e trovare... Quindi delle liste ben fatte sui presenti. Esatto, le liste ben fatte, e credo che questo è l'aspetto principale. L'altro aspetto importante è quello di usare con caparbietà, sì, fare la festa eccetera, però bisogna usare tutti gli elementi che ci hanno dato, le mascherine, la vicinanza, i contatti, è un aspetto importante, però dobbiamo essere anche un po' positivi, perché i ragazzi, e soprattutto quelli giovani, lo stanno, almeno per quanto riguarda lo SAL, lo stanno facendo bene. Ecco, infatti volevo chiederle dei suoi cittadini come si stanno comportando. Ma guardi, la movida è l'aspetto principale che tutti dicono, però bisogna tenere alta un po' l'attenzione, magari con dei controlli, però tutto sommato io devo dire che in realtà si sta, anzi diremmo che gran parte dei giovani sono quelli più attenti a queste cose e sono fiducioso su questo. I suoi agenti della Polizia Municipale? Gli agenti sono fuori, ho triplicato le serate all'esterno, per cui con un costo ancora più importante per l'amministrazione comunale, per dei controlli che vanno puntualmente fatti. Per ora però, devo dire, devo anche essere onesto, non ci sono delle grosse difficoltà. Un altro aspetto importante è quello della scuola, questo è un aspetto altrettanto importante, che è un punto di domanda che a distanza di un mese e mezzo stiamo ancora vivendo, insomma, con un decreto di apertura della scuola, però con dei punti abbastanza delicati ancora da svelare. Sì. Ne parleremo stasera, tra l'altro nel nostro telegiornale avremo delle testimonianze importanti, anche autorevoli, sul tema della scuola, quindi seguiteci. E vi ricordo che domani il Presidente Zaia farà una conferenza stampa, quindi in diretta anche per noi alle 12:30 da Marghera. Un altro pezzo, un altro estratto di Crisanti, sempre legato a quello che potrebbe succedere in autunno. Sentiamo. Quello che abbiamo appreso a Vo' e che poi la ricetta che stiamo utilizzando adesso per spegnere tutti i focolai, parliamoci chiaro, perché spegnere i focolai, che cosa facciamo quando abbiamo un focolaio? Testiamo tutti i dipendenti, i parenti, perché? Perché andiamo a cercare gli asintomatici, fondamentalmente, perché sono loro il problema. Se noi abbiamo un asintomatico che è un super trasmissore finché non si identifica non si blocca il focolaio, quindi ecco, la lezione che abbiamo imparato a Vo' e che poi è stata applicata su larga scala in Veneto è questa, che adesso viene applicata sia in Italia che in tutto il resto del mondo. Dopo poi, tra altre cose, il lavoro che abbiamo pubblicato su Nature è stato in qualche modo messo a disposizione di tutti quanti. Ah no, sentiamo anche, scusate, ho interrotto. È risalito specialmente in Veneto, c'è da preoccuparsi o i numeri sono talmente bassi? Si parla dell'indice di contagiosità. Io penso che se l'indice di contagio aumenta è sicuramente un elemento di precauzione, di preoccupazione, perché a questo punto c'è da chiedersi, li abbiamo presi tutti? Ecco, questa è la domanda un po' che resta sospesa. Li abbiamo presi tutti. Avete sentito come il professore torni sul discorso della ricerca degli asintomatici, che è il suo cavallo di battaglia, questi tamponi fatti a più persone possibili legate a chi è positivo per cercare anche chi non ha sintomi, e quelli sono i malati tra virgolette più pericolosi, perché sono quelli che magari loro stessi non sanno di essere positivi e quindi rischiano di contagiare. Sindaco, questo è un po', penso anche per un amministratore, è sempre un po' una cosa che ti lascia con il fiato sospeso. Questo è un po' il punto di domanda che ci rende un po' anche vulnerabili, nel senso tempo ci fa sentire un po'... Però c'è da dire una cosa, mi sembra che la Regione Veneto abbia deciso per tutti quanti gli insegnanti di fare il tampone, vuol dire una marea di tamponi fatta per far ripartire le scuole. E già questo è un aspetto importante, a differenza delle altre regioni dove c'è una puntualità, un metodo di trattare il virus, come abbiamo dimostrato la Regione Veneto, con serietà e naturalmente per cercare di trovare soprattutto i contagi, cioè fare la mappatura. Mi sembra che quello che è emerso è la mappatura, perché se hai una mappatura riesci a risalire da dove è partito, e questo è l'aspetto principale. E quindi rispondere a questa domanda, li abbiamo presi tutti, che dice Crisanti, cioè abbiamo individuato tutti i pazienti positivi. Tra l'altro sulla scuola, poi stasera come dicevo ne parleremo nel TG, nel nostro telegiornale, sulla scuola Crisanti, non ve lo faccio sentire, ma dice spendere così tanti soldi per i banchi, quei famosi banchi singoli, mi sembra una spesa assolutamente eccessiva, anche perché poi il pericolo che ci sia assembramento rimane. Allora piuttosto, dice lui, adesso il discorso dei banchi ovviamente è anche una questione di scelte del governo, e quindi insomma dà il suo parere Crisanti, ma non è lui poi propriamente che deciderà, ma dice dobbiamo far sì che ogni scuola
sappia da dove vengono gli studenti, cioè da quale comune vengono, se vengono da fuori comune, di modo che se si accende un focolaio in un altro comune e dei ragazzi vengono da lì, devono rimanere a casa, dice Crisanti, cioè non devono venire a scuola. Se vengono da un comune in cui c'è il focolaio, devono rimanere a casa loro fino a quando non è stata fatta la mappatura, la tamponatura, eccetera, eccetera. Quindi dà uno strumento in più che dice deve essere usato alle scuole, dalle scuole. D'accordo lei, Sindaco? Perfettamente d'accordo, il problema sussiste in minor parte per quanto riguarda le scuole d'obbligo, perché anche le scuole d'obbligo provengono più o meno dal comune. Sì. Per quanto riguarda le scuole superiori, quello è un problema diverso, ma ad esempio noi abbiamo discusso con la dirigente scolastica anche sul fatto della mensa, dove volevamo fare lo scodellamento interno, naturalmente con una ditta esterna che entrava, cioè fare entrare delle persone che non si sa da dove provengono e che vengono cambiati di giorno in giorno, e questo è un aspetto di difficoltà, è un aspetto di vulnerabilità. Per cui credo che la mappatura, il sapere chi entra e chi esce, i contatti, è l'aspetto principale che è emerso anche dal professor Crisanti. Da Crisanti e anche da Galli, che era insieme a Crisanti, insomma poi lo sentiremo stasera, è andato per noi Mirko Cavallini, ieri sera siamo stati a Asiago, lui era lì che incontrava cittadini ma anche turisti. E non so, Rosa, la questione turismo c'è in qualche modo, magari chi passa, un turismo di passaggio, come state gestendo questo? Beh, Rosano non è un paese particolarmente certo. turistico, però stiamo controllando, stiamo facendo dei controlli, siamo dei controlli fermi, ma ad esempio abbiamo messo un protocollo anche all'interno della sede municipale di entrata ed uscita col controllo automatico della febbre, cioè abbiamo applicato un protocollo vero e proprio. Questo aspetto è un aspetto anche di insegnamento verso gli altri locali, cioè bastano poche cose ma fatte bene, cioè dover mappare le persone, cioè non è una restrizione della libertà, ma in questo momento è un aspetto importantissimo per combattere il virus. Dopodiché, viva Dio, io sono anche del parere che dobbiamo ripartire, perché altrimenti non moriamo di virus ma moriamo anche di economia a questo punto. Di economia che non riparte. Però lei dice, se vedono che in comune c'è un protocollo, c'è la misurazione della temperatura, eccetera, magari altri commercianti, insomma altre attività economiche dicono, beh, se lo fanno in comune, guarda come si sono organizzati bene, magari uno sforzo in più per farlo. Beh, credo che il municipio, oltre ad essere un aspetto amministrativo importante per la cittadinanza, deve essere anche un punto, un segnale che diamo ai cittadini, per cui applichiamolo bene questo segnale per dare un messaggio positivo, insomma un messaggio di come doversi comportare. Ah sì, date l'esempio in un certo senso. Penso proprio di sì, dovremmo. Sì. Dovete, ma non tutti lo fanno. Grazie al sindaco Paolo Bordignon che è stato con noi. Grazie a voi, grazie e complimenti della trasmissione. Grazie, in bocca al lupo, ci risentiremo naturalmente nei prossimi giorni anche con lei per vedere un po' le novità di Rosà. Noi ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, andiamo a Padova, andiamo da Chiara Gaiani che ci aggiorna un po' su quello che accade in città, poi ancora qualche servizio per uscire dallo studio e andare a vedere cosa accade sul territorio. Intanto grazie al sindaco e ci fermiamo per un attimo. Grazie. 12:35, bentornati, siamo insieme dalle 12, ancora una mezz'ora per così parlare di attualità insieme a voi. Siamo stati finora con il sindaco di Rosà che ci ha un po' raccontato, ha fatto il punto della situazione. Prima di andare a Padova, che così ci colleghiamo con Chiara Gaiani che ci racconta un po' che aria tira, volevo solo dirvi che domani alle 12:30 c'è il presidente Zaia in diretta, quindi conferenza stampa da Marghera, prima sarà a Treviso per visitare il cantiere per la realizzazione della cittadella sanitaria di Treviso e poi alle 12:30 la diretta ovviamente anche qui da noi. Ecco, andiamo allora da Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori, buona domenica. Che aria tira anche un po' di brezza qui. Allora, meglio di così. Tu ieri ti sei occupata di questa vicenda della casa esplosa, diciamo così, insomma, sì. Una vicenda, ma ci sono dei sviluppi, non penso, insomma, una cosa che è finita lì, però abbastanza allarmante direi.
Allora, ci sono degli sviluppi legati al fatto che all'interno la casa interessata dall'esplosione era in realtà una bifamiliare e per fortuna non ci sono problemi statici nella seconda porzione, insomma, di questa casa dove vive una famiglia. Io sono stata sul posto e continuo a pensarci perché veramente ieri secondo me è stato un mezzo miracolo, nel senso che la casa era stata saturata di gas da questo 60enne, pare si tratti di un professionista, ma le forze dell'ordine non hanno diffuso per ora insomma la sua identità. Poi lui avrebbe acceso una fiamma e c'è stata un'esplosione. I testimoni hanno raccontato che si è sentita una specie di bomba, che mai avevano sentito un rumore simile. Un vicino di casa ha capito subito che si trattava probabilmente di un problema legato al gas e sono stati proprio i vicini a chiamare i soccorsi e poi anche a portare i primi soccorsi all'uomo, che ricordiamo è vivo, ha ustioni sulla parte superiore del corpo, ma secondo i sanitari non corre pericolo di vita. Una vicenda molto triste dai contorni drammatici, perché pare sia legata a problemi proprio familiari dell'uomo, che avrebbe avuto problemi con la moglie e con la compagna e che quindi aveva deciso in questo modo insomma di finire la sua esistenza terrena. Davvero un momento drammatico, perché purtroppo insomma rischiava di coinvolgere anche in questo suo momento, in questo suo raptus, altre persone. Io stessa ho incontrato alcuni vicini di casa, tra di loro c'era una famiglia con 2 bambine piccole, ma anche molte altre persone. Tenete conto che parliamo di un quartiere residenziale di quelli insomma che ci sono nei nostri comuni, con molte case l'una vicina all'altra, proprio sarà stati a circa mezzo chilometro dalla chiesa della frazione di Tavo di Vigo d'Arzeno. Sì, infatti, un pericolo grosso, è vero. Sì, lì sul posto c'era anche il sindaco, come i residenti, assolutamente insomma preoccupato e anche molto sollevato perché davvero si è evitata una situazione molto drammatica, potenzialmente molto drammatica. Oggi qualche altra novità della giornata da Padova? Che mentre Padova resta provincia osservata speciale sul fronte dei contagi, sapete che ci sono 4 focolai in atto, ve lo stiamo raccontando da parecchi giorni. Nella giornata di ieri erano stati 5, si pensava a un rallentamento e quest'oggi bollettino di Azienda Zero parla di 14 nuovi casi di positivi nella provincia di Padova. In tutta questa situazione c'è sicuramente una buona notizia, perché da circa una settimana c'era una persona ricoverata nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova che ieri è stata dimessa, quindi ci sono ancora 16 persone ricoverate a Padova in azienda ospedaliera, ma sono tutte in situazione in area non critica. È comunque una situazione che continua ad evolversi e vi abbiamo raccontato in questi giorni, ma si rinnova sicuramente anche in queste ore l'appello delle autorità a continuare con tutte le misure di prevenzione a cui ci siamo abituati, quindi indossare la mascherina quando non è possibile avere il distanziamento. Le autorità hanno anche deciso una sorta di pugno di ferro sul fronte della movida. Sappiamo che queste calde notte d'estate sono molto movimentate anche nelle città. Tutto sarà spento alle 2 con controlli da parte delle forze dell'ordine in tutta la città di Padova in modo particolare. Bene Chiara, allora grazie di questi aggiornamenti, grazie di essere stata con noi, ti lasciamo, buona domenica, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Buona domenica e buon lavoro. Grazie, altrettanto a te naturalmente, grazie. Dicevo alle 12:30 domani la conferenza stampa del Presidente Zaia, forse anche indicazioni sull'andamento dell'epidemia, ma anche sul fatto che se non sbaglio sta per scadere l'ordinanza e quindi andrà comunque rivista, riaggiornata l'ordinanza della Regione Veneto. I dati di cui parlava Chiara, insomma eccoli qui, quelli di questa mattina li abbiamo visti all'inizio del nostro collegamento, con i 18 casi nuovi in Veneto, 14 dei quali a Padova, ma in effetti senza nuovi ricoverati né in terapia intensiva e anche senza nuovi decessi, ovviamente anche questo è assolutamente importante. E cambiamo un attimo argomento, volevo parlarvi di purtroppo una vicenda di cronaca, se riesco a recuperare, ecco, insomma non si vede benissimo, ma così giusto perché ho recuperato questa fotografia in rete, perché
purtroppo è morto di Covid padre Luigi Piotto, che da 28 anni era in Madagascar. Padre Piotto è di Romano Dezzelino ed è morto giovedì mattina nella capitale del Madagascar, ad Antananarivo, dopo il ricovero d'urgenza la notte precedente. Faceva parte della piccola opera della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Orione, ed è il secondo missionario italiano ucciso dal Covid in 48 ore in Madagascar, dopo padre Albano Passarotto, che era morto mercoledì. Era partito per il Madagascar padre Piotro nel 1992, quindi da 28 anni svolgeva il suo ministero in un'area che comprende 28 villaggi a nord della capitale, quindi grande cordoglio anche nella sua comunità, la comunità appunto di Romano Dezzelino, da cui il sacerdote proveniva. Quindi un lutto, tra l'altro, insomma, preoccupante, perché come dicevamo è il secondo lutto nel giro di pochi giorni. Un'altra notizia riguarda Verona, ve la do perché dice che la musica non si ferma a Verona. L'Arena si è ripresa la scena con il primo appuntamento del mini festival, così è stato ribattezzato, 11 serate, cast italiano, grandi stelle internazionali. Questo festival al posto del tradizionale festival lirico estivo che la crisi sanitaria ha fatto rinviare al 2021. Era presente la Presidente del Senato Casellati e quindi insomma ha riaperto il palcoscenico dell'Arena, 600 metri quadrati per orchestra e coro, quindi davvero molto più spazio per diciamo gli orchestrali, e anche non più di 3.000 spettatori, la metà insomma circa dei posti a disposizione all'Arena di Verona, con diciamo posti occupati in maniera alternata, uno sì e uno no, in poche parole, proprio per rispettare le direttive, le regole del Covid. Prima di fermarci di nuovo per un attimo, andrei nel Bassanese, perché abbiamo parlato di coronavirus, è giusto parlare anche di vaccino. Infatti è vero che dovremo continuare a usare le mascherine, a rispettare l'igiene eccetera, questo fino a quando non arriverà un vaccino specifico. Su questo tema abbiamo sentito il dottor Stano dell'ULSS 7 Pedemontana. Sì, tutte queste misure di prevenzione, di mascherine, distanziamento, eccetera, non dobbiamo dimenticarci che bisogna mantenerle fino a quando non avremo la certezza di avere a disposizione uno strumento, che è quello che auspichiamo tutti avvenga, che è quello del vaccino. Vaccino che probabilmente sarà disponibile, ma non nell'immediato. Probabilmente continueremo ad aver bisogno di queste misure sia nel periodo autunnale che invernale. Chiaramente la vaccinazione contro l'influenza ci aiuta, c'è una tendenza a maggior motivazione a vaccinarsi anche contro l'influenza per tutelarsi in ogni caso da malattie respiratorie che possono coesistere e complicarsi vicendevolmente anche col coronavirus. I dati non sono così in discesa come forse tutti speravano d'estate, anche se la crescita è ancora abbastanza limitata. Continuano a esserci dei piccoli focolai che il nostro compito è quello di contenere attraverso il tracciamento, attraverso il contact tracing, attraverso l'indagine epidemiologica accurata, attraverso la messa in quarantena di conviventi e contatti, per evitare che gli stessi diventino focolai più ampi. Avete sentito il dottor Stano dell'ULSS 7 Pedemontana. Il vaccino anti-influenzale aiuta, quindi aiuta intanto a sensibilizzarsi sul discorso del vaccino, quindi si è più portati a vaccinarsi, e quando arriverà il vaccino, speriamo presto per il Covid, saremo tutti più pronti a farlo, ma come diceva evita magari qualche complicazione, e quindi vaccinarsi contro l'influenza va fatto. Ci fermiamo per un attimo, poi ancora insieme fino all'1 per parlare di attualità del nostro territorio. Bentornati a Focus, siamo insieme dalle 12, rimaniamo insieme ancora una decina di minuti, sono le 12:51 e abbiamo parlato un po' di attualità del nostro territorio. Abbiamo avuto ospite in studio il sindaco di Rosà, che ci ha un po' fatto il punto della situazione sull'emergenza Covid. Abbiamo sentito il professor Crisanti, che risentiremo questa sera nel nostro telegiornale, poi vi do bene gli orari del resto della giornata per rimanere insieme a noi.
Vi ricordo che domani alle 12:30 il Presidente Luca Zaia sarà in diretta da Marghera, quindi anche noi ci saremo per gli aggiornamenti che ci darà, immagino, sul Covid. Intanto però nelle ultime ore Zaia ha parlato della necessità di controllare meglio i confini, insomma, a questo punto, cioè di controlli che sono necessari per chi arriva in particolare dall'est Europa. Romania e Bulgaria sono i paesi che sono stati citati anche dal Ministro della Salute dopo gli ultimi focolai. Insomma, un equilibrio però, perché ci sono anche molti lavoratori, va trovato un equilibrio perché ci sono anche molti lavoratori che vengono da Romania e Bulgaria e vivono qui in Italia. Adesso, se per le vacanze estive torneranno in patria, poi bisogna trovare un equilibrio al loro ritorno con l'economia locale, con la nostra economia. Sentiamo cosa ha detto Luca Zaia. Torna a invocare uno Schengen sanitario, un controllo rigoroso alle frontiere per evitare nuovi focolai di virus, il presidente del Veneto Zaia, mentre il governo ufficializza l'obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria, includendo così nella lista anche paesi comunitari dove l'epidemia di Covid-19 sta vivendo la fase più aggressiva. Zaia ribadisce la necessità di verificare le condizioni di chi entra in Italia, necessità di fronte alla quale il suo collega del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, è arrivato a invocare l'impiego dell'esercito. Io penso che ci vorrebbe un'Europa che stabilisca che c'è uno Schengen anche di natura sanitaria e quindi ci vogliono controlli e in maniera tale che poi non ci siano problemi di circolazione del virus da paesi dove magari c'è stato poco governo del virus rispetto a paesi come il nostro dove ovviamente la sanità ha funzionato. Romania e Bulgaria dunque nel gruppo dei paesi dell'est Europa da cui fare ingresso in Italia diventa complicato. Siamo davanti a un nuovo fenomeno che è quello del virus che arriva ovviamente dall'estero. Abbiamo già avuto focolai da Serbia, da Croazia, dai paesi africani e anche dalla Romania. È fondamentale ovviamente governare anche questi flussi. Ovviamente dovremo trovare un punto di equilibrio anche rispetto alle imprese. E le imprese da tutelare non sono solo quelle edili, visto l'approssimarsi della vendemmia e l'impiego di molti lavoratori provenienti dall'estero. L'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan tuttavia invita a non drammatizzare. C'è già una presenza importante di queste persone che arrivano dalla Polonia, dalla Romania, dall'est, che già lavorano qui e penso che quello che ho potuto capire io, quelli che sono qui non tornano neanche a casa, quindi se ne staranno qui in ferie, quindi escluderei che c'è questo problema nel breve e medio periodo. Questi gli aggiornamenti. Dunque, prima di salutarci, allora facciamo il punto della situazione. Domani alle 12:30 c'è la conferenza stampa con il Presidente Zaia e noi saremo in diretta, ma venendo invece a oggi, domenica 26 luglio, l'appuntamento è alle 15 con Il Gufo e la Gattina, il film con Barbara Streisand e George Segal, quindi ore 15. Alle 16:30 l'appuntamento imperdibile con la ginnastica. Alle 18 altro appuntamento da non mancare è quello con la Santa Messa dalla Basilica del Santo di Padova e poi naturalmente alle 18:50 il nostro TG Bassano. Vedremo gli aggiornamenti sul Covid, sentiremo il professor Crisanti che ieri sera era a Asiago, noi eravamo lì ad ascoltare e a memorizzare, a registrare per voi quello che è stato detto, quindi 18:50 appuntamento con il TG di Bassano e poi alle 19:15 quello di Vicenza. Grazie per averci seguito intanto fin qui, vi auguro buon pranzo e poi ci rivediamo nel pomeriggio.